Erano al lavoro venerdì mattina in via Meucci uno dei tecnici comunali e il consigliere Massimo Zaupa. Mazza e picchetto alla mano hanno compiuto i primi rilievi per arrivare nei prossimi mesi alla sistemazione del parcheggio all'ingresso dell'Oasi Bozza. Nei giorni scorsi la gestione dell'area naturalistica, nata dove un tempo stava una delle tante cave di argilla di Cassano Magnago, è stata affidata a Legambiente. 17 e 18 giugno, giovedì sera alle 21:30 e venerdì sera alle 21:30 faremo delle visite guidate. Siamo intenzionati a proseguire con le nostre attività e con Legambiente perché dobbiamo ripartire, assolutamente. L'obiettivo è arrivare a settembre con l'area al meglio delle sue possibilità, da quei lavori che il Comune sta mettendo in previsione, e mentre la natura splende alla Bozza, con rane e rospi nello stagno didattico, le ninfee nel pieno della loro bellezza e le tartarughe, che pure non dovrebbero stare nel laghetto, che prendono il sole, chi abita nella zona reclama attenzione, soprattutto per le condizioni della via di accesso, piena di buche che si riformano a ogni pioggia. Sollevato anche il tema dell'accessibilità dell'oasi ai disabili.